Francesco, Oh Marco, ciao, come stai? tutto a posto, tu come Che stai? mi racconti? Tutto a posto? Che ti devo raccontare? Stiamo sempre miezzi guai, e No, tu? per favore, per favore. Lo sai, mi fa piacere, se modo sto mondrando, ma non mi dire che va tutto storto proprio a me. Non mi va bene niente, forse sarà qualcuno che mi vuol tanto bene e prega per me pagare. Ma guarda un po' che caso, mi sto pure inguaiato, già tengo l'ufficiale giudiziario a casa mia. Non ho pagato niente, nemmeno tasse e lice, ma con te figlio fuori non mi fanno proprietà. Sto pure senza macchina e fornuto ormai a benzina. È già da tempo che cammino sopra l'autobus. Stanno tutte pentole pulite, perché non le uso ormai da tempo. E non pago manca la luce, l'acqua, tengo tempo di tutto, proprio tutta sta città. Chiamano titolare, sono d'accordo con Guglielmo Carmeli che dice proprio non c'è mai. Ma quanto problema, pure si fatica, non ci arrivo. Mi va tutto male, ma mi porta a mare e poi non se ne parla più. Dimmi esattamente no del punto, come è t'amare insieme a te. Non compro più vestiti, nemmeno in mercato, ed in portafoglio manco un euro più ci sta. Non me lo ricordare, ti chiedo per favore, non tengo manca i spicci per offrirti un bel caffè. Ma mo s'è fatta tardi, ma sta aspettando mare. E vabbè Marco, io provo a vivere con la speranza che qualcosa cambierà. E catagagna Francesco. Stanno tutte pentole pulite, perché non le uso ormai da tempo. E non pago manca la luce, l'acqua, tengo tempo di tutto, proprio tutta sta città. Tengo visti al supermercato, che dovrei pagare ad ogni mese. Ma si va chiamando titolare, sono d'accordo con Guglielmo Carmeli che dice proprio non c'è mai. Ma quanto problema, pure si fatica, non ci arrivo. Mi va tutto male, ma mi porta a mare e poi non se ne parla più. Dimmi esattamente no del punto, come è t'amare insieme a te. Ma tu guarda questa sfortuna che non ci abbandona mai, ma ti rendi conto? E infatti, siamo mezzi guai. Io direi di buttarci a mare. E andiamo, pure che non sa scenata però. E siamo in due.